Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa e buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Benvenuti a questo nuovo webinar organizzato dallo studio legale Ghedini Longo e dalla sua associazione. Questa sera si parla di aziende e di come sono collocate sul territorio. Con noi abbiamo il presidente della GZIP, gruppo imprenditori della zona industriale di Padova, un gruppo che è sorto nel 1966 con lo scopo di tutelare la presenza delle imprese nella zona industriale di Padova. Ricordiamo che la zona industriale di Padova è la più grande d'Italia, quindi parliamo di numeri veramente importanti. Qua con noi c'è lo storico presidente della GZIP di Padova, il presidente Roberto Rovoletto. Buonasera presidente. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a lei di essere qua con noi. Grazie. Allora, presidente, andiamo subito alle domande. Che rapporto c'è tra la GZIP e le istituzioni? Diciamo, il concetto è: vi sentite, intanto per cominciare, ascoltati, sia sul tema della GZIP in generale, sia sul tema della burocrazia. So che è un po' più distante perché si parla di governo, anche delle tasse, e parallelamente le chiedo in che stato sono le aziende del padovano e del territorio dopo il Covid in generale, perché lei comunque è a contatto con imprenditori della zona padovana, ma anche del Veneto. Ricordiamoci che il Veneto è una delle locomotive trainanti della nostra società. Senza l'80% di economia che è al nord non si va avanti. Cioè, questo è il concetto che va ricordato e non va drenato in questo modo il tessuto. Ci faccia capire un po' cosa ne pensa e la sua sensibilità. Sì, bene, innanzitutto vorrei precisare appunto che la zona industriale di Padova è circa 11 milioni di metri quadrati, ci sono circa 1500 aziende e ci sono circa 60-70 mila addetti. Mi scuso quando dico circa perché siamo in attesa di ultimare il censimento che è fondamentale, che da anni noi cerchiamo di realizzare con la collaborazione delle amministrazioni locali, perché è alla base di qualsiasi scelta economica, anche territoriale e anche urbanistica, perché bisogna sapere chi c'è e che cosa fa e che necessità ha chi viene qui. Quindi la zona industriale di Padova, come dicevo, è enorme, grandissima e ha delle eccellenze tipo l'interporto merci container qui di Padova è uno dei più grandi d'Europa, è enorme e quindi ha anche per sé delle necessità, e poi tutte le imprese che operano qui hanno delle singolari necessità che devono in qualche maniera essere conosciute e essere in qualche maniera risolte dall'amministrazione, perché la zona industriale di Padova ora non c'è più la ZIP, il consorzio che in qualche modo gestiva fino al 2020, gestiva un po' i rapporti tra la pubblica amministrazione, intendendosi comune, provincia e Camera di Commercio, che sono i tre enti che sono, diciamo, proprietari della zona industriale, i quali avevano demandato fin dal 1959-60 al consorzio la gestione, l'urbanizzazione e l'assegnazione delle aree ai vari imprenditori, locali prima e anche stranieri. E questo in qualche maniera è venuto a cadere, cioè dal dicembre 2019 il consorzio zona industriale ha chiuso per questioni economiche, insomma è noto, è stato pubblicato sui giornali e adesso è in liquidazione. Ora noi invece, che come associazione esistiamo, come diceva giustamente lei, dal 1966 siamo presenti, siamo ancora presenti. Tra l'altro noi non abbiamo scopo di lucro, siamo un'associazione che opera nell'interesse esclusivo degli imprenditori e dei lavoratori della zona industriale, facendo da collegamento, ancor più oggi in assenza del consorzio, tra le esigenze dell'imprenditoria e i rapporti con l'amministrazione, che parlavamo prima di burocrazia, in questo periodo sono quanto mai difficili e complicati. E quindi noi ci facciamo da tramite e cerchiamo anche di avere in qualche maniera una ufficiale riconoscenza e riconoscimento da parte dell'amministrazione di questo nostro ruolo, che
ci siamo in qualche maniera proposti di realizzare sostituendo la ZIP e creare quindi questo collegamento indispensabile, perché ogni impresa ha delle sue esigenze. Non parliamo poi dei vari problemi sulla viabilità, sui parcheggi e altre cose che magari, se vuole, posso precisare meglio. Sì, andando. dopo tocchiamo anche questi argomenti, sì, certamente. Ma come percepisce il tessuto poi economico delle aziende attuali? C'è una ripresa, c'è uno stato di salute migliore, hanno chiuso tante aziende, sono arrivati i soldi, sono state ascoltate le loro istanze a livello governativo, regionale, cittadino, perché il Covid ha tirato, cioè, è stato peggio di una guerra a livello economico. È stata una guerra mondiale, perché tutto, questa è una guerra mondiale. Sì. Ma diciamo che qui nel Veneto c'è sicuramente una sensazione di ripresa, c'è una ripresa abbastanza buona, che però è in qualche maniera vista a seconda delle categorie, cioè ci sono delle categorie ovviamente che ne hanno risentito tantissimo e altre un po' meno, e altre addirittura hanno avuto dei vantaggi anche attraverso È questo vero, Covid. è vero. Però in generale, secondo me, la situazione è buona per quanto riguarda l'attuale situazione delle imprese padovane, escluso determinati settori, insomma, che Certo. conosciamo, l'alberghiero, le ristorazioni Il turistico, sì, 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 il e tutto ciò che è divertimento, sì. legato a questo, perché qui abbiamo Sì. per esempio delle grandi aziende che hanno dei depositi e distribuzione di generi alimentari, di bevande, eccetera, che hanno dovuto licenziare 20-30 dipendenti su 50 perché con la chiusura dei ristoranti, con le limitazioni del Certo. turismo, con il sorso dell'albergo, vedi Abano, insomma, sono 200 alberghi. Tutto l'indotto. Tutto l'indotto ha creato una crisi in questo settore, mentre in altri invece, insomma, la situazione direi che è positiva, basta sentire i dati dell'aumento del PIL del 6% in questo periodo, è una cosa eccezionale, non prevista, ma noi in particolare veneti, ma anche italiani, siamo persone che se c'è bisogno di lavorare sappiamo lavorare. E bene. La percentuale di aumento è rispetto a, diciamo, viene calcolata dall'anno scorso, quando c'è stato il boom, la buca totale, cioè la difficoltà totale, o è calcolato sul pre-Covid, quindi c'è una crescita rispetto anche a prima del Covid. No, io parlo anche del pre-Covid. Noi stiamo arrivando allo stesso livello in cui eravamo nel pre-Covid, cioè stiamo arrivando là, 2018, perfetto. 19. Stiamo arrivando là, E perfetto. siamo in piena ripresa e Certo. grazie anche al recovery plan e quello che il governo attuale si presta a fare anche in aiuto a quello che è l'economia, che secondo me sta facendo molto bene, credo che questo ancora aumenterà. È ovvio che tutto ciò si deve confrontare con quello che sarà e dovrebbe essere la fine di questa pandemia, di questa drammatica situazione che ha messo in ginocchio non certo l'Italia, ma il pianeta intero. Tutti noi mi pare che ne stiamo uscendo meglio di molti altri paesi europei. Speriamo, confidiamo. Presidente, si parla molto dell'inserimento di Padova nella zona della sua zona industriale nell'asse dell'alta velocità Venezia Salerno col completamento del tratto Padova-Bologna, che io so che anche in questo so che lei, che sente spesso l'onorevole Caon, anche in questo vi siete battuti insieme a questo fine, di cui con Roberto Caon, con Roberto ne ho parlato spesso, che come diceva un amico, ci sentiamo e mi ha detto lavoro su questo progetto e so che ha lavorato moltissimo al suo fianco. A che punto siamo? Perché insomma, anche questo qui, voglio dire, mi sembra paradossale che Padova, che comunque non è così piccola, sia al di fuori dell'alta velocità. Sì, è assurdo. No, ovviamente solo il tratto Padova-Bologna, sì, 107 chilometri, che l'alta velocità viaggia a 100 all'ora, mentre tutti gli altri tratti da Bologna fino a Salerno va via a 300 all'ora. Si perdono 40 minuti di tempo solo per il tratto Padova-Bologna, che si potrebbero risparmiare, che poi è comunque un assurdo che una linea Venezia-Salerno, che sono circa 900 chilometri, abbia un buco nel territorio più importante e più interessante che c'è in Italia, perché mi scusi, ma Padova e Bologna sono delle città estremamente importanti nell'economia
e nella viabilità. E sono così. Non ho mai capito il motivo, ma sicuramente scelte economiche, politiche, non lo so. Quindi Dispetti noi politici, giochi ci politici di stiamo, ci palazzo. stiamo battendo perché non è neanche tanto complicato, poi perché l'abbiamo visto, non è un grosso problema, perché siamo tutti in pianura, ci sono dei tratti abbastanza liberi, quindi non è un grosso problema ultimarla. Stiamo restando che hanno approvato la Verona, Vicenza, Padova, Venezia, cioè l'alta velocità, adesso passerà da Verona, Vicenza a Padova, perché non c'è adesso. Sì. E qui a Padova avremo un grosso vantaggio anche con questa, ma a maggior ragione il tratto Padova-Bologna, abbiamo dei collegamenti autostradali che sono assurdi. La Padova-Bologna non è un'autostrada, è una schifezza, è una autostrada a 2 corsie Sì. che è solo per i camion, solo per i camion. Ma e com'è basta. possibile che un tessuto economico così ricco abbia una 2 corsie così pericolosa? Cioè, è un... Che non ha nemmeno la corsia di emergenza in alcuni tratti, cioè io la faccio boh. e ho già avuto un incidente una volta, è una cosa assurda. Inoltre abbiamo l'alta velocità che non esiste, cioè Padova e Bologna sembrano 2 nazioni diverse, in 2 stati diversi, e siamo a 80 km, 90, 100 km. Com'è possibile? Non lo so, però insomma noi ci stiamo battendo, il nostro progetto è quello di batterci soprattutto anche per l'ultimazione dell'alta velocità Padova-Bologna. Ma è stato già approvato? Dovete essere approvato? Siete ancora No, al che tavolo? risulti a me, questo non è ancora stato approvato, è stato Infatti. approvato però il tratto Vicenza-Padova, Ho Verona, sentito, ho Vicenza-Padova letto. dell'alta velocità è stato approvato e sarà una grande opera. Ma continuo a ignorare questo particolare di Padova-Bologna. E L'Italia è un poi po' così, anche per esempio il tratto che taglierebbe fuori Padova con l'autostrada che va da Vicenza verso Bologna. A un certo punto quel tratto di autostrada finisce nel nulla, per dire, e diventa una tangenziale. Se noi guardiamo, uscendo dal Veneto, il tratto Siena-Grosseto, so che c'entra poco, sono 40 anni che cercano di fare la doppia corsia e non hanno ancora finito, mancano gli ultimi tratti. Cioè siamo al paradosso. E quindi, obtorto collo, è comprensibile anche che in Veneto questi trascurino un passaggio fondamentale, però dove ci sono industrie specifiche, aziende, economia, fermento. L'Emilia-Romagna, non voglio dire che è migliore del Veneto, ma siamo là, siamo le 2 regioni trainanti. L'Emilia-Romagna è una regione eccezionale, di Eccezionale, gente seria, corretta, che lavora in eccezionale. settori particolari, Di medicali, eccetera. di Sono i pregio, numeri sì, 1 sì, del sì. mondo. Vabbè, noi veneti siamo la locomotrice dell'Europa da 30 anni, siamo quelli che testa bassa o che a terra a lavorare e Esatto. produciamo. E siamo trascurati in tutte le maniere. Siamo proprio così, Trascurati. perché non so, sempre poi, Drenati con le tasse e trascurati, cornuti e mazziati. sì, quello delle tasse lasciamo perdere, che è un argomento che è meglio in questo momento, ma Follia. io sono fiducioso con questo governo, con Draghi, che è una persona secondo me che sa Molto. quello che fa, sa quello che vuole. Speriamo che rimanga al governo, Sì, perché basta abbiamo che non bisogno. aumenti le tasse per quanto riguarda gli immobili con la riforma del catasto, però, perché Guardi che l'ha detto stamattina per il giornale radio. Stamattina Draghi ha detto non saranno aumentate, ma non saranno toccate le tasse sulla casa. speriamo, perché sono già parecchie, No, insomma, cioè, la la riforma riforma stessa del dell'estero catasto porterebbe un aumento pazzesco delle tasse, quasi il perché doppio, viene a cambiare il spesso il parametro di doppio, sì. misura. Sì, perché adesso il catasto opera le rende catastali sulla base dei vani, non dei metri quadri. Gli appartamenti vengono commisurati in numero di vani e la Sì. tassazione si riferisce al numero dei vani. La riforma vorrebbe portare la tassazione non più sul numero dei vani, ma sui metri quadri. Allora, le faccio presente che un vano è circa 20 metri quadri, quindi pensi il rapporto, se passiamo dal vano a metro quadro, non so cosa Ciao. succederà. Speriamo che, no, ma mi sembra che tutta la destra schierata e Draghi anche abbiano stabilito che non ci sarà la tassa, assolutamente non si toccheranno le tasche degli italiani. Agli italiani si devono dare i soldi, non prendere. Così ha detto Draghi. Sono d'accordo. Io.
Lui ha detto così. Sono d'accordo. E io condivido, soprattutto in questo momento. Stiamo uscendo da Una una crisi crisi pazzesca terribile. Sì. che seguiva un'altra crisi pazzesca, perché dal 2009 al Sì. 2019 io ho vissuto come lei, ma noi imprenditori, il 2010, 12, 13, 14, sono stati anni terrificanti economicamente, con le banche Confermo, che... confermo, E, confermo. e appena eravamo un po' usciti è arrivata la pandemia, che ci ha dato un'altra batosta Incredibile. e adesso finita la pandemia partono le tasse, sono aumentati i materiali in maniera sproporzionata, io sono nel settore edilizio, quindi Eh il sì, lo ferro è so, ho aumentato letto, sì. del 100%, siamo in una situazione pazzesca, abbiamo un enorme vantaggio economico, per esempio nell'Eco Bonus 110, che è una cosa fantastica come norma, come legge, difficile da applicare perché fatta all'italiana, un casino, cambiano tutti i giorni le normative, ma siamo bloccati perché non ci sono i materiali. Non si trovano i materiali. Sì, sì, ho visto Pensi che purtroppo. impalcature per fare il cappotto termico? Provi a cercare un'impalcatura, non ci sono più impalcature, sono tutte quante impegnate. Se io Pazzesco. voglio fare un condominio, voglio fare un cappotto termico dove mettere l'impalcatura, non c'è, non si trova. Madonna, è Quindi incredibile, ragazzi. è incredibile perché manca sempre quella fase di gestione accurata delle cose, di conoscenza dei problemi, perché se le leggi le fanno persone che non hanno nessuna competenza, Certo, creano situazioni qua ci assurde, troviamo. Sì, sì, come quelle che stiamo vivendo costantemente. sì, sì. Chi ha fatto quella legge, poverino, andrebbe ricoverato un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, perché se lei legge quella norma di 47 pagine, ha fatto un corso di 2 giorni per capirla, non ci abbiamo capito niente, abbiamo fatto una riunione a livello nazionale Sì, sì, ma con i è il parad- professionisti, con l'ufficio delle entrate e col ministero, un caos totale. è troppo Ancora oggi è troppo machiavellico, non si riesce a applicare alla non fine. si riesce a interpretare, non si No. riesce a realizzare, bisogna fare l'accesso agli atti ai comuni, i comuni sono chiusi, i comuni ti Figuriamoci danno... a fronte di questo, chi si azzarda a utilizzare quella normativa è un terno al lotto ed è un rischio proprio perché è fatta in modo tale che ci siano troppe lacune e tu poi alla fine sei perseguibile per anni o soggetto a controlli per anni e poi alla fine Cioè, ti vengono a richiedere i soldi. Cioè, e devi crearti una copertura assicurativa minimo di 500.000 euro. Non so se lei sa, il sì, sì, tecnico sì, che sì, sia no, ma sto seguendo perché deve avere una avevo tentato copertura anch'io di assicurativa utilizzarla. minimo 500.000 euro e può essere aumentata in funzione al numero di interventi che fa. E poi c'è tutta la questione dell'accesso agli atti, i comuni non sono attrezzati, come No, fa? Io ho avuto necessità di trovare una concessione edilizia del 74, Dove la trova? In archivio comunale. L'archivio comunale, alcuni comuni sono attrezzati, alcuni non hanno gli archivi o li hanno tutti quanti disordinati, non hanno i mezzi neanche i comuni certo. a rispondere alle migliaia di richieste. Questo sta fermando tutto. Beh, devono creare una soluzione radicale, cioè un professionista ha un'autodichiarazione, si parte, autodichiarazione del professionista che dice che può essere applicata l'ecobonus e si fa i lavori. Non è che poi incaricare un professionista che fa la richiesta al comune che gli risponde dopo Ci sono 4 mesi per poi fare troppi rischi, l'accesso, poi troppe va a fare lacune. l'accesso, niente. E vabbè, insomma, queste sono cose già marginali. Diciamo che Sì. i problemi di cui abbiamo discusso No. mi sembrano più importanti. Diciamo che è tutto così il paese italiano, comunque, insomma, speriamo che Draghi ci aiuti, come lei ha detto, e quindi chiudiamo anche quindi con un po' di ottimismo, Noi sperando preghiamo che... tutte le mattine per Draghi, che goda buona salute, che stia Esatto. bene, e che resti fra noi per Prosegua, almeno 2 anni, perché sono credo che d'accordo. È sia sicuramente una persona più preparata e illuminata della media che abbiamo visto fino adesso. una grandissima opportunità di cui dobbiamo ringraziare il Presidente della Repubblica, Sì, perché lui che l'ha voluto, è vero. e veramente è stata una grande soluzione, una grande persona e l'Italia aveva tanto bisogno di queste persone, È vero, ne avrebbe confermo, bisogno di qualcun altro, ma purtroppo. Teniamoci questo intanto. Che... è vero. Presidente, parliamo allora proprio dell'idrovia,
ad esempio, che io l'altro giorno sentivo l'onorevole Caon che mi diceva che siete in stretto contatto. E, Roberto. esatto, Roberto, un caro amico, e il canale scolmatore e la trasformazione dell'idrovia Padova-Venezia per evitare le piene. La domanda è, siccome l'onorevole Caon, da quello che ho capito, si è molto battuto per questo tema qua, per questa problematica, Abbiamo lavorato assieme. Questo. infatti fianco a fianco mi ha detto, si completerà o meno questa idrovia? Il fine è quello di salvaguardia idraulica del nostro territorio e la creazione di una via navigabile, diciamo, Padova-Venezia. Secondo l'onorevole Caroni, oltre 500 milioni sono quelli che saranno necessari per il completamento del canale, come l'idrovia e lo scolma piene, sarebbero reperibili, come diceva lei poc'anzi, attraverso anche fondi europei da sempre previsti per le vie navigabili, per quanto riguarda anche la sicurezza, anche dal Recovery Fund. Ci fa una panoramica sull'argomento e ci fa anche capire come avete ottenuto questo consenso plebiscitario a Roma e in Parlamento, perché è stato unanime, diciamo, il consenso. Poi se si realizzerà, cosa si può fare, che vantaggi avremo. Mi ricordo che anche Roberto Caon, l'onorevole, supponeva anche che ci potessero essere fatti anche piccole banchine per barche, per poi anche per i privati, non solo a livello industriale, quindi rendere a livello turistico, rendere quindi vitale la zona, che è importante. È un pacchetto molto importante, molto interessante. Ce lo può un po' descrivere anche gli sforzi che avete fatto per arrivarci? Innanzitutto preciso che noi come gruppo imprenditori addirittura 20 anni fa abbiamo creato un'associazione per la salvaguardia idraulica del territorio, Vicenza, Padova, Venezia. Okay. È un'associazione in cui uno dei fondatori è il professor Dal Paus, che è un'eminenza in materia dell'Università di Padova, ingegnere di idraulica, che con noi come associazione ha sempre collaborato per portare avanti queste esigenze. Noi ci siamo sempre battuti per questo da moltissimi anni e adesso, grazie anche alla collaborazione con l'onorevole Caon e anche ad altre persone, l'abbiamo in qualche maniera resa fattibile in maniera concreta, anche economica, ma in una prima fase come canale scolmatore delle acque alluvionali. Quindi il nostro territorio ha un grosso problema, ovviamente, di salvaguardia idraulica. Abbiamo paesi di Padova, provincia, anche Vicenza e anche verso Venezia, che sono sotto il livello del mare. Quindi, e abbiamo un drammatico problema che il nostro territorio è percorso da un lato dal Brenta e dall'altro dal Bacchiglione. Bacchiglione e il Brenta passano a destra e a sinistra del territorio più importante del Veneto. Vicenza, Padova, Venezia e anche Treviso coinvolge un po'. Quindi noi abbiamo in questo momento favorito e reso necessario e urgente fare l'ultimazione dell'idrovia come canale scolmatore delle acque alluvionali. E quindi non è solo un vantaggio per Padova, è un vantaggio anche territoriale, generico per il Veneto e anche per Vicenza soprattutto. Anche. Vicenza è andata sott'acqua nel 2013 perché si sono sciolte le nevi in maniera anticipata per un'ondata di calore ed è arrivata un'ondata di acqua che è passata per il centro di Vicenza. Io ho degli amici a Vicenza, insomma, so cosa hanno avuto e subito. Certo. Quindi, è una roba incredibile. Quindi noi stiamo lavorando e vorremmo portare avanti in un primo momento l'ultimazione dell'idrovia, ma vorrei fare una precisazione. L'idrovia Padova-Venezia è stata iniziata nel 1966, cioè l'allora... Alla vostra stessa età della vostra associazione? Sì, esattamente, proprio l'età della nostra associazione. E anche la data della grande alluvione del 66, che in qualche maniera fosse anche spinto. Certo. Ma l'allora illuminata amministrazione, vedi sindaco Crescente, unico sindaco eletto per 5 mandati consecutivi, cosa che oggi non sarebbe possibile, hanno creato e hanno addirittura dato il nome alla zona industriale come zona industriale e porto fluviale di Padova. La denominazione è zona industriale e porto fluviale, ancora oggi. Avrà un significato questo.
E vorrei precisare che dal 66 all'89 è stata ultimata al 70%, cioè l'idrovia è già scavata al 70%, su 27 chilometri ne sono scavati più di 15 ed è abbandonata come una cloaca lì in mezzo ai campi, espropriati, sono stati espropriati 300.000 metri quadrati di terreni agricoli contadini per il transito dell'idrovia che non ha mai funzionato. Sono stati costruiti 15 ponti. Sono stati costruiti 15 ponti e scavati 15 chilometri di canale abbandonato a se stesso dall'89 per una scelta scellerata, secondo me, dell'allora amministrazione regionale, che i fondi già previsti per l'ultimazione dell'idrovia sono stati dirottati in un'altra incompiuta, quindi da una incompiuta ne hanno create due. Questa è la realtà. Ragazzi. L'Italia. Ormai ci sono un po' abituato. Sì. Quindi voglio dire, questa è la situazione e noi sotto questo profilo come associazione abbiamo fatto molte cose che forse lei non ha avuto modo di vedere, ma abbiamo fatto un sacco di riunioni, convention, abbiamo coinvolto la regione, abbiamo fatto di tutti i colori per sensibilizzare e far capire che già il costo dell'ultimazione dell'idrovia come canale scolmatore è inferiore 20 volte ai danni che sono stati provocati dall'alluvione. Cioè le alluvioni che abbiamo avuto ricorrenti ogni anno, ogni 2 anni, ogni 3 anni, hanno causato danni tali che avremmo costruito 5 idrovie nel frattempo con gli stessi soldi. Morale è ancora lì. Pensi che io addirittura come presidente una decina d'anni fa mi ero proposto addirittura di reperire, e ho reperito, una grossa azienda dell'Alta Padovana, di cui non faccio nome, ma è stata molto disponibile, che avrebbe dato la disponibilità di scavare tutta la rimanente parte dell'idrovia a costo zero, purché gli si potesse dare in permuto il materiale di risulta. Cioè, io ti scavo l'idrovia, però mi lasci che mi porti via il materiale di risulta, perché il materiale di risulta è estremamente prezioso e costoso. Sì, certo. Molto, noi siamo carenti di materiale di risulta per i sottofondi, per le strade, per le autostrade, per tutto quello che serve. Quindi avevo portato in regione questa proposta qui. Cioè io ho un'azienda che scava su a cura e spese i 12-13 chilometri che rimangono per arrivare fino alla laguna, sì, a costo zero, in cambio lasciamo portare via il materiale di risulta per utilizzarlo per loro. Questo era una cosa eccezionale, io mi sono impegnato molto su questo. Silenzio assoluto, cioè la regione non ha mai avuto tanta passione per l'idrovia, diciamo, perché vedeva una forma di concorrenza col porto di Venezia, cioè tutte cose di tipo locale, comuni, lobbista, storie che risalgono al 1402, guerra Padova. Quindi in sostanza siamo nel 2021, siamo ancora in queste condizioni qua, cioè siamo ancora come eravamo nell'89. Io ogni tanto vado a vedere l'idrovia, se lei va a vederla c'è questo canale lì abbandonato dove buttano di tutto, hanno trovato macchine rubate, hanno trovato armi, hanno trovato di tutto su questo canale che è abbandonato a se stesso e 15 ponti costruiti. I ponti sono ancora utilizzabili? Sono sani? Sì, sono ancora utilizzabili, però bisogna stare attenti perché io ho studiato molto la questione dell'idrovia. Se noi dovessimo trasformarla in idrovia navigabile, in navette di classe quinta C che possono trasportare fino a 90 container cada uno, dal porto di Marghera a portarle all'interporto di Padova, una navetta fluvio-marittima, 90 container trasportati via navigabilità interna, costerebbe zero rispetto al costo attuale che un camion porta un container da Venezia, lo porta fino all'interporto. Chiarissimo. Hai idea cosa costa un camion per ogni container? Con una navetta fluvio-marittima trasportiamo 90 container in 1 ora e mezza circa, neanche, lungo un canale, senza semafori, senza un tir, un camion che trasporta un container lungo l'autostrada e lo porta all'interporto.
Ma queste cose sono come io sono stato come parlassi in mezzo al deserto. Quindi in questo momento però la sensibilità è aumentata perché appunto anche queste alluvioni, queste bombe d'acqua, queste situazioni meteorologiche che sono drasticamente cambiate, rendono maggiormente utile e necessario questo. Sì, sì. Stiamo restando che si poteva fare 20 anni fa, 30 anni fa, avremmo risparmiato qualche miliardo di euro, ma vabbè, sono tutti discorsi che bisogna stare coi piedi per terra. In questo momento, grazie anche a Roberto Caon, alla nostra associazione e ad altri volonterosi, siamo al punto in cui abbiamo la certezza che sarà realizzato in tempi brevi, 4 anni, 5, il canale scolmatore delle acque alluvionali, che avrà lo scopo A, di scaricare tutte le acque alluvionali direttamente nella laguna. Da uno studio del professor Dal Paus, che ho qui io anche, abbiamo fatto uno studio, un CD di simulazioni, le alluvioni che abbiamo avuto finora avrebbero causato l'innalzamento di 30 centimetri del livello della laguna veneta, senza allagare nessun territorio della provincia. Avrebbero convogliato le acque del Bacchiglione del Brenta sull'idrovia, la quale scarica direttamente in laguna, producendo l'innalzamento del livello della laguna di 30 centimetri e il risanamento dei sottofondi della laguna, che sono pieni di petrolio e di inquinamenti vari, perché i sedimi alluvionali sono salute per la Nella laguna. laguna. Andrebbero anche a sanare il fondo della laguna, che è molto inquinato. Tutto questo è stato dimostrato, addirittura abbiamo simulato col computer i Ma se livelli la dell'acqua. laguna ha un problema cioè di innalzamento delle acque, perché dobbiamo sperare che si innalzino ancora di più? Non ho capito il principio. No, scusi, tutta l'acqua che arriva dal Brenta e dal Bacchiglione che entra In laguna. l'idrovia e che la scarica nella Sì. laguna, nella laguna si disperde e il danno massimo che farebbe, che non sarebbe un danno, innalzerebbe 20-30 centimetri momentaneamente il livello della laguna, creando un fatto positivo, non negativo, e eliminando le alluvioni locali. Chiaro. E questo è, Ah, chiarissimo, chiarissimo, ho capito il sì. senso, sì, sì. Molto Scusi, chiaro. che lei per 2 ore, 5 ore innalzi il livello della laguna di 20-30 centimetri, che poi si disperde nell'Adriatico nel giro di una giornata. Qual è il danno? Nessun danno, anzi poi abbiamo detto che porta sedime, ricchezza, eccetera, eccetera. Esattamente. Quindi Tutto questo aiuterebbe la è la realtà. flora. Ovviamente l'idrovia Padova-Venezia, finita come comunque inizialmente terminata come canale scolmatore dell'acqua alluvionale, avrebbe anche l'altro aspetto turistico interessante. Mi racconti questo, che io devi sapere che ho una piccola topa, c'è una piccolo cofano veneziano che ho in zona Malcontenta. Io sono innamorato, perso della laguna. Per me è uno dei posti più belli del mondo. Andare al Lido, andare a Pellestrina, andare a Poveglia, andare in tutti questi posti bellissimi a Torcello. È meraviglioso, è un incanto, le persone non possono capire, chi non è venuto in laguna, quanto bello è navigare in quei posti. Per cui io sono un amante anche delle barche piccolissime, per cui questa idea di poter avere un piccolo porticciolo in zona Padova, per carità, da Padova fino alla laguna è lunghetta, però mi Sono incuriosisce 27 molto. chilometri, cioè, non è che sia poi tanto lunga, 27 chilometri. Comunque, certamente che avevo uno scopo turistico alberghiero che Eh, va a integrare e ad aumentare l'interesse per l'ultimazione di questa opera. Non dimentichiamo che abbiamo 200 alberghi ad Abano, Montegrotto, Gazzinià, turisti che diventerebbero pazzi per avere un pazzi, servizio di pazzi. navigazione che Bellissimo. portasse da Padova, Interporto, porti i turisti come col Burchiello, per dire, lungo il Brenta, Bellissimo, li bellissimo. porti direttamente in linea retta in laguna. Dalla laguna possono andare a Chioggia, Venezia, Palestrina, possono girare tranquillamente. Non solo, ma negli argini dell'idrovia faremo delle piste ciclabili, magari alberate,
Bellissimo. Anche io, il mio primo mezzo è la bicicletta, perché in città, a Padova giro solo in bici, ovviamente. Alla banca la bicicletta, quindi lei è a posto, con l'idrovia è a posto. Esatto. Va Ovunque. in bicicletta e va in laguna. Quindi è assolutamente interessante sotto tutti i profili, ma il più drammatico è quello delle alluvioni. Non so se lei abbia mai avuto un'alluvione in casa o in fabbrica, in azienda. No, per fortuna no, ho visto le immagini. La gente. Cioè, se uno ha io ricordo dei miei clienti, amici, mi dicono una Bovolenta è sotto il livello del mare in 4 metri. Questo qui, mio carissimo amico, aveva un deposito di 4 metri, aveva un magazzino deposito di generi alimentari. Beh, gli è arrivata un'alluvione dentro di circa 2,5 metri dentro il magazzino, ripieno di generi alimentari. Perso tutto. Lei, questo voleva suicidarsi, una roba folle. Poveretto, ragazzi, veramente. Senza contare poi le alluvioni che abbiamo avuto a Vicenza, che abbiamo avuto a Veggiano, ad Avola, a Montegrotto, a Padova, a Vigo Novo, e se vuole continuiamo. Quindi danni immensi che sarebbero nulla se ci fosse stata l'idrovia. Non avrebbero avuto nessun effetto. L'idrovia avrebbe assorbito tutto, perché la mole di acqua espressa in metri cubi ora, adesso non scendo in questi particolari, ma sarebbe totalmente assorbita dall'idrovia. Le onde di piena, chiamiamolo, dei fiumi che vengono giù dalle montagne anche durante i periodi primaverili, eccetera, che si scioglie la neve, masse d'acqua enormi, potrebbero essere assorbite tranquillamente dall'idrovia e portate in laguna, salvaguardando completamente il territorio. Speriamo che questo progetto prenda parte in fretta. Sono abbastanza felice perché me ne sto occupando da molti anni, perché ho la certezza che come canale scolmatore verrà eseguito sicuramente con il Recovery Fund, perché alla fine si parla di 200-250 milioni per gestibile, certo. E quindi un prezzo assolutamente, mentre è più del doppio per renderlo navigabile. Per renderlo navigabile, questi sono due aspetti. Quello della navigabilità assolutamente necessaria, ma solo per il trasporto merci, mentre la navigabilità a livello turistico si può fare anche col canale scolmatore. Anzi, sarà un'ottima utilizzazione del canale scolmatore, non solo per la salvaguardia idraulica, ma anche per lo sviluppo del turismo locale, internazionale, tutto quello che ha di attrazione enorme il nostro territorio. Venezia, la Laguna. Bellissimo progetto, complimenti, speriamo venga realizzato il più velocemente possibile. Sì, no, penso proprio di sì, perché anche a livello matematico conviene. Certo, economico, matematico. La logica non è sempre la base su cui si muove questo paese. 300 milioni di danni e ne spendo 200 per ultimare l'idrovia che mi risolve tutti i problemi delle alluvioni. Non è che ci vuole un genio parlando da imprenditore come lei, a partita IVA imprenditore, questa è la logica e anche l'idea del buon padre di famiglia, ma sappiamo che questo paese non sempre si muove su queste logiche corrette, purtroppo. Se avesse ragione io, l'Italia sarebbe molto migliore, nel senso che non è che il territorio padovano, veneto, è l'unico che ha problemi di opere da ultimare, di situazioni assolutamente assurde che ci sono, che sarebbero potute essere risolte con un po' di buona volontà, testa, un po' di buona volontà, un po' di testa, certo. Va bene, speriamo bene. Presidente Roberto Rovoletto, la ringrazio molto per il suo contributo, spero ci saranno nuove occasioni, grazie ancora e buonasera. Ringrazio voi e tutti gli ascoltatori che ci saranno, ringrazio lei e il vostro studio della vostra ospitalità e della vostra disponibilità a nome di tutti gli imprenditori.